Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, buon sabato a tutti, tanta la cronaca in questa edizione purtroppo e ci andremo fra poco con Christian Arboit, un altro incidente mortale in provincia di Treviso, è la quarta vittima in una settimana, giovanissima, 29 anni. Un 29enne di Altivole che è morto nella notte schiantandosi con la sua auto contro un platano a Maserno, dicevamo quarta vittima in una settimana e soltanto ieri vi raccontavamo e poi lo rivedremo, del tragico incidente del 18enne morto con la sua moto a Vedelago, Simone Caico. Dunque una strage che non si ferma in moto oppure in auto, davvero una settimana difficilissima per la Marca trevigiana. Come è una settimana e come sono settimane difficilissime sul fronte dei furti dappertutto, davvero dappertutto, lo diciamo sempre, la piaga dei furti non conosce confini, in particolare nell'ultimo periodo nel Bassanese. Siamo con il nostro Mirko Cavallin a Romano De Zelino, dove la situazione dei furti porta anche alla psicosi. Adesso si teme, si vede in giro una... no, il titolo è un altro, è il titolo diverso, eccolo qua. C'è un furgone bianco che mette apprensione, quindi non sappiamo quanto sia poi realmente un furgone di malviventi oppure appunto se la psicosi porta anche a questo. Ce lo spiega il nostro Mirko Cavallin. Buongiorno Mirko. Buongiorno Nicola, sono col sindaco Simone Bontorini. Allora, partiamo proprio da questo furgone segnalato sui social, con targa tra l'altro visibilissima, quindi verifica immediata. Sì, nella giornata di ieri una nostra concittadina mentre passeggiava ha notato questo furgone che si aggirava in alcune vie poco frequentate del paese. La prima cosa che ha fatto, ed è quello che devono fare tutti i cittadini, ha segnalato questo furgone alle forze dell'ordine. Dopodiché si è premurata anche di segnalarlo sui social in secondo luogo. E lì è nata la solita polemica in cui tutti dicono ma segnala prima alle forze dell'ordine. Questo è un imperativo per tutti noi, per tutti i cittadini, indipendentemente dalla situazione, dalla modalità con cui stanno facendo, se magari stanno semplicemente transitando per la strada. Segnalate alle forze dell'ordine se c'è qualcosa che non rientra nella normalità. Ci può dire qualcosa delle verifiche fatte dalle forze dell'ordine su questo furgone, anche per tranquillizzare eventualmente? Il furgone non è più dove era, le forze dell'ordine si sono attivate, hanno verificato in tutto il territorio comunale e ben oltre, perché oltre a quella segnalazione ce n'è anche un'altra di una auto nera, di un'Audi nera che gira e in queste giornate ammetto che anche io stesso sto verificando che ci sono delle auto che non sono solite passare nel nostro territorio. Di conseguenza è un invito a tutti a non avere timore a chiamare il 112 anche quando c'è qualcuno che possa sembrare al di fuori della propria zona, e vorrei proprio invitare tutti a farlo, perché piuttosto che essere preoccupati per qualcosa che non abbiamo fatto è meglio telefonare. Non si rompono le scatole alle forze dell'ordine, si chiama e si segnala e in base a questa segnalazione loro faranno fare i loro giri e le loro perlustrazioni alle volanti, alle pattuglie che sono in giro, ed eventualmente interesseranno anche le altre forze dell'ordine proprio per rendere questa maglia sempre più stretta. Tra l'altro pochi giorni fa in provincia il vostro comune insieme ad altri avete firmato un protocollo proprio per condividere i dati del Targa System. Sì, il nostro comune ha aderito ancora nel 2018-19 al sistema che era stato proposto dalla Paseo Biotecnologia, che è una nostra società partecipata, e in quella occasione il nostro server per la gestione di questi dati non è stato posizionato in comune ma altrove. Questa società, che coinvolge di fatto una maggioranza di comuni della provincia di Vicenza, adesso, proprio per problematiche di privacy, perché noi non possiamo dare i nostri dati di cui il sindaco è titolare e ha delegato un funzionario del comune, non possiamo darli a chiunque, neanche alle forze dell'ordine, se non l'immagine stessa. Invece con questo sistema le forze dell'ordine potranno entrare all'interno della server che gestisce tutte le telecamere e verificare, scaricandosi gli orari e le segnalazioni che sono, intercettando le segnalazioni e gli orari che sono stati dati, quelle che sono le immagini che potrebbero essere utili a capire chi sono le persone che girano nel territorio e a eventualmente identificare auto sospette. Per chiudere, lei ha già detto chiamare subito e senza esitazione le forze dell'ordine. Altre raccomandazioni da declinare
decalogo? Sì, il Comune di Romano ha pubblicato un decalogo di consigli per i propri concittadini, ma è valido per tutti proprio perché è stato condiviso con la compagnia di Bassano del Grappa e di conseguenza è una segnalazione che può essere inoltrata a tutti. Quindi chiamare il 112 sempre quando c'è bisogno di aiuto o si sono verificate presenze sospette, chiamare il 112 quando si hanno segnalazioni di rumori anche a casa propria, chiudere sempre i balconi o le imposte perché è un problema. Le 16:22 è l'orario nel quale avvengono la quasi totalità di questi furti da predazione, e lasciare le luci accese all'interno di casa per far sembrare che ci sia qualcuno. Discrezione sui social, non dire dove si è perché altrimenti sappiamo che i malviventi guardano anche i social per capire dove andare. Se è possibile installare un buon sistema di allarme o attrezzarsi per farlo, non far entrare in casa sconosciuti perché è una delle problematiche più grandi, quindi la truffa che può derivare da qualcuno che dice di dover entrare in casa per qualcosa. Non parlare in pubblico di cose riservate, ad esempio di avere determinati valori in casa. Se abbiamo un cane e non è addestrato, lasciarlo all'interno di casa perché potrebbe essere, prima di tutto, fatta della violenza sul cane, ma soprattutto si potrebbe svegliare e abbaiare nel caso in cui ci siano delle presenze estranee. E non lasciare chiavi in giro, quindi la tipica chiave lasciata sotto lo zerbino o sulla campana di casa, evitate di farlo. Grazie Sindaco Simone Bontorin. Con Renzo Rigonda, Romano De Zelino è tutto. A te Nicola, buona giornata. Grazie a Mirko Cavallin e al Sindaco. Intanto una rapina a Mogliano, 7 euro, pensate, a tanto ammonta il bottino della rapina messa a segno ai danni di un sedicenne all'interno della sala d'attesa della stazione di Mogliano nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. Il ragazzo è stato avvicinato da 2 persone, una con il volto travisato da un passamontagna armato di coltello, dalla lama lunga 7,5 cm, avrebbe minacciato il giovane portandogli via i pochi soldi che aveva con sé. Subito dopo la rapina, le pattuglie dei carabinieri già impegnate nei servizi del controllo del territorio si sono messe sulle tracce del responsabile. L'autore, un 23enne già noto alle forze dell'ordine, intercettato poco dopo nei pressi sempre della stazione. Gli è stato trovato proprio durante la perquisizione un passamontagna, un tagliacarta, una lametta da barba e un bilancino di precisione fondamentale, la testimonianza della giovanissima vittima. Ancora la cronaca, furti, abbiamo visto Romano De Zelino, andiamo a Villa del Conte, l'Alta Padovana, anche qui una raffica di furti, anche la casa di un assessore è stata svaligiata. Federico Fusetti, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Focus TG, sono con il sindaco di Villa del Conte, Antonella Argenti, buongiorno, e con l'assessore alla sicurezza Davide Pastorello, che poi purtroppo ci racconterà anche di una sua disavventura personale. Raffica di furti, sì sindaco, purtroppo sono molti i comuni colpiti, non soltanto il vostro, magra consolazione, però che cosa si può fare e soprattutto qual è la situazione? La situazione sta diventando drammatica, era seria fino a qualche giorno fa, ma adesso davvero è diventata incontenibile. Nel senso che proprio ieri sera è successo che nell'arco di un quarto d'ora circa abbiamo avuto ben 6 furti tentati, di cui 2 perpetrati. Quindi significa che in questo momento non è più gestibile neanche dalle forze dell'ordine, che sono perennemente e costantemente in osservazione del territorio, a garantire quel poco che si può garantire, perché ormai è davvero è devastante l'intervento. Secondo me bisogna cominciare a ragionare a monte, perché chiaramente ci troviamo di fronte a persone che non hanno nulla da perdere, che sanno benissimo che non rischiano assolutamente nulla, perché anche qualora venissero presi in flagranti vengono rilasciati in libertà immediatamente. Quindi dobbiamo veramente cominciare a ragionare su regole diverse, perché la cittadinanza ormai vive costantemente nella paura. Assessore, a lei cosa è successo? Purtroppo l'altra sera sono venuti 4 ladri, di cui 3 sono entrati in casa. La cosa più allarmante è stato appunto l'orario a cui sono arrivati, alle 8 di sera. Dalle 8 sono rimasti dentro casa all'incirca una mezz'oretta. Non mi preoccupa tanto il fatto di quello che hanno portato via, che fortunatamente non è molto, ma più che altro la preoccupazione è vedere lo sguardo dei miei figli quando hanno trovato la casa chiusa. Ho 3 bambini
bambini, di cui una appena nata e 2 piccoli. Comunque dispiace per la famiglia, dispiace per la sicurezza, dispiace per anche tutti i miei cittadini che comunque continuano a subire tentati furti nella maggior parte dei casi, e purtroppo qualche caso anche furti, e continuano ad aumentare. Le forze dell'ordine continuano a presidiare la zona, però manca l'aiuto da chiamiamoli piani alti. Molte volte i ladri vengono arrestati ma vengono rilasciati un'ora dopo, quindi ci serve un intervento dall'alto perché le forze dell'ordine non ce la fanno più a gestire questa situazione. E i cittadini cosa diciamo? Il controllo di vicinato, la collaborazione con le forze dell'ordine, chiamare continuamente se vedete qualcosa di sospetto, queste immagino che siano comunque consigli che già lei dà ai suoi cittadini. Certo, io assieme all'assessore abbiamo il controllo del vicinato che ci aiuta moltissimo, abbiamo dei cittadini che collaborano davvero tanto in queste circostanze, stiamo cercando di avvertire tutte le volte che ci sono situazioni sospette o addirittura di pericolo dove facciamo intervenire le forze dell'ordine, e devo dire che nonostante ci sia una comunità che naturalmente reciprocamente si aiuta, soprattutto contiamo anche di aiutare le persone più fragili, magari che non hanno neanche la mobilità e quindi non si possono spostare, che vivono a casa da sole, quindi cerchiamo di tutelare tutti, però vediamo che non è abbastanza. Il clima è di paura, il clima è di grande attenzione, io continuamente chiedo di rimanere all'allerta e costantemente chiedo la collaborazione di tutti, però è chiaro che questo è ormai un fenomeno che sta devastando tutto il territorio, perché l'Alta Padovana purtroppo in questo caso ne è protagonista, e quindi o si interviene in maniera seria a tutela delle persone oppure davvero possiamo rischiare, ma vorrei che non capitasse mai naturalmente, che la gente davvero comincia a pensare di farsi giustizia da sola e diventerebbe una guerra civile che naturalmente sarebbe decisamente peggiore della situazione attuale, per cui cerchiamo di aiutare i nostri cittadini aiutandoli a stare sempre in allerta, ad avere tutte le tutele. Ricordo di inserire l'allarme se ce l'avete ed eventualmente le telecamere sempre in azione, e cerchiamo in tutti i modi di cercare delle soluzioni, come dicevamo appunto, diverse da quelle che attualmente sono previste in casi simili. Nicola, se non hai domande, ringrazio il sindaco Antonella Argenti e l'assessore Davide Pastorello. Con Francesco Ratai che ci ha aiutato sul piano tecnico vi restituisco la linea. Grazie a Federico Fusetti e a Francesco Ratai e ai tuoi ospiti. Lasciamo la questione sicurezza, ci torneremo fra poco per parlare poi anche di quanto accaduto a Mestre, ma apriamo una pagina sugli incidenti. Lo dicevamo in apertura, un'altra giovane vita spezzata nella Marca, la 4ª in una settimana. È successo nella notte a Maser, la vittima è un 29enne Luca Gazzola di Altivole. Per noi sul posto ci sono Christian Arboit e Simone Merlo. Buongiorno Christian. No, vedo che stanno raggiungendo il posto, eccolo qua, vai. Sì, buongiorno Nicola, siamo in via Schiavonesca Marosticana, all'altezza di Maser e dell'intersezione con via Sacconi. È un'arteria molto trafficata in questa parte di Marca Trevigiana. Quello è il platano che vi mostra Simone Merlo, contro cui la Mazda Spider di Luca Gazzola è andata a sbattere poco prima di mezzanotte. Un impatto violentissimo, lo potete vedere dalle immagini, e il giovane è morto praticamente sul colpo. Le indagini dei carabinieri sono in corso, si deve capire cosa è successo, se davvero è stata una fuoriuscita autonoma o se il ragazzo magari ha tentato di una manovra d'emergenza, magari per evitare l'impatto con un altro mezzo. Diciamo che le indagini sono in corso. Quello che è certo è che l'impatto è stato violentissimo e fatale. Luca Gazzola appunto aveva 29 anni e abitava con la famiglia a San Vito di Altivole, dove tra l'altro il papà è molto noto per la sua attività in una officina. Si tratta della 4ª vittima in una settimana nella Marca trevigiana, uno stillicidio davvero tragico, iniziato sabato scorso nel pomeriggio a Concio di Casale sul Sile con la morte di Samuele Lazzari, poi proseguita a inizio settimana con
il decesso sempre in un incidente stradale del giovanissimo 17enne Andrea Bedon. Poi ieri mattina lo schianto in Castellana ha costato la vita a Simone Caico. Ieri sera quindi l'ennesima croce, la quarta croce in una sola settimana nella Marca, appunto lo shock, il dolore per la morte di questo 29enne Luca Gazzola. Qui con me c'è il vice sindaco di Maser, che saluto e ringrazio, Marco Sartor. Ci sono sempre poche parole di fronte a questi fatti, però appunto le chiedo una reazione, la reazione delle istituzioni di fronte a una strage che sembra non conoscere fine. La reazione delle istituzioni purtroppo è una reazione drammatica. Ci troviamo appunto all'ennesima tragedia sulle nostre strade della provincia di Treviso, ma comunque è una tragedia che è nazionale. Le strade purtroppo sono sempre meno sicure, c'è bisogno di sicurezza, c'è bisogno di investire sulla sicurezza e c'è bisogno di sensibilizzare sulla sicurezza. Ecco, quello che possiamo dire in merito all'incidente di ieri sera è che l'auto, la Mazda Spider di Gazzola, proveniva da Montebelluna, quindi la traiettoria è stata rettilinea lungo questo rettilineo che è particolarmente trafficato e dove si corre parecchio, perché lo stiamo vedendo proprio in questi minuti. Sì, è una strada trafficatissima, durante la settimana ci sono al giorno più migliaia di macchine che passano e purtroppo centinaia di macchine che sfrecciano. Abbiamo sicuramente un problema di velocità. Qualche tempo fa il prefetto di Treviso ha chiesto alle amministrazioni comunali di segnalare i punti critici delle viabilità, appunto anche per l'installazione di strumenti di sicurezza per abbassare le velocità. Ecco, questo è uno dei punti che è stato segnalato, diciamo, da Crespignaga verso Coste di Maser, e adesso vediamo se purtroppo non vorremmo dover sempre piangere delle vittime per poter mettere in sicurezza le strade. Ecco, diciamo che lei sta toccando un punto fondamentale. Voi chiedete di fatto l'installazione di dispositivi, mi pare di capire, ma è sempre molto problematica da parte delle amministrazioni comunali. Sì, è problematica perché comunque i parametri per installare questi dispositivi si basano sull'incidentalità delle strade. Le amministrazioni invece vorrebbero prevenire gli incidenti più che altro che succedessero prima che si metta in sicurezza. Questo è un punto davvero fondamentale, quindi da questa prospettiva bisognerebbe cambiare anche la norma. Sì, sicuramente bisognerebbe cambiare la norma. Adesso sta anche entrando in vigore un nuovo codice della strada, sicuramente più restrittivo, però davvero tutte le istituzioni a partire dall'alto dovrebbero mettere del proprio per mettere in sicurezza le strade. Per quanto riguarda la tragedia di questa notte, i carabinieri sono al lavoro. Qualche dettaglio potrebbe arrivare dal sistema di videosorveglianza, soprattutto della videosorveglianza privata, anche per scongiurare il coinvolgimento di altri soggetti, di altre auto che potrebbero aver indotto per l'appunto il 29enne a una manovra azzardata d'urgenza, quindi poi a sbandare, ma per l'appunto le indagini sono in corso e nelle prossime ore sicuramente ne capiremo di più. Io ringrazio Marco Sartor, vice sindaco di Maser. Da via Schiavonesca per il momento è tutto. Con Simone Merlo, Nicola, ti restituisco la linea. Merlo è al vice sindaco di Maser e lo dicevi tu, insomma uno stillicidio, una strage. Pensate, sommate insieme le età delle 4 vittime di questa settimana si raggiungono appena gli 85 anni, davvero incredibile. E proprio Christian Arboit ci raccontava ieri mattina e poi nel servizio della sera la morte da appena 18 anni di Simone Caico in moto a Vedelago ieri mattina, 24 ore fa. Di fatto una tragedia che ha sconvolto la comunità, in primis ovviamente la famiglia, in primis il nonno, sentitelo. Mi sono messa pure a gridare per sfogare più che altro. Io la morte di mio nipote adesso mi distruggerà definitivamente. Guardi, più di questo non vi posso dire, perché l'abbiamo cresciuto io e la mia ex moglie fin da piccolino.
È straziato nonno Vincenzo, quella ragazzo morto di prima mattina sulla Castellana è suo nipote Simone, 18 anni appena e una passione sfrenata per le moto. Sono da poco passate le 8, Simone Caico si trova in sella alla sua Ducati per andare a scuola al Maffioletti, dove frequenta la quinta A, indirizzo enogastronomia. La due ruote procede in direzione Castelfranco e urta contro la Toyota condotta da una 41enne di Vedelago che sta svoltando a sinistra su una strada laterale. L'impatto è violentissimo. Il 18enne vola per decine di metri. La scena su una delle arterie più trafficate della provincia è surreale. Arrivano su M118 i vigili del fuoco. C'è anche un principio di incendio. Per il ragazzo non c'è più nulla da fare. La donna invece è gravissima e viene portata in codice rosso al Cafoncello. Il traffico va in tilt, i rilievi sono affidati agli agenti della polizia locale con i carabinieri. Difficile risalire all'identità del ragazzo che probabilmente non aveva con sé i documenti. Gli stessi genitori vengono a conoscenza della tragedia in tarda mattinata, così come i compagni di classe. Nonno Vincenzo si trova al centro anziani. Io guardi, stamattina l'ho saputo verso le 11:30. C'è stata una signora che è venuta là, che gestisce tutto l'ambaradà là dentro, e ha detto che c'è stato un incidente qua a Vedelago di un motociclista di 18 anni, e subito appena ho sentito 18 anni sono rimasto pietrificato. La conferma arriverà più tardi e c'è solo disperazione anche tra i vicini di casa di via Preti a Fossalunga, dove il 18enne viveva con la mamma Maria Rita, il compagno di quest'ultima Marco e 3 fratelli. Simone lascia il papà Aaron, una famiglia numerosa e unita. Abita qui davanti a casa mia, non so cosa dire. Veramente. Un ragazzo gentile. Sì, salutava sempre quando passava, alzava la mano sempre. Mandava piano quando passava di qua. Cioè non era un ragazzo che correva forte, anzi, non so cosa dire. Mi ricordo che era piccolino, aveva sti ricci, capelli. Basta. Sì. Mamma mia. Che tragedia. L'ultimo abbraccio Simone lo ha dato a mamma Maria Rita prima di uscire di casa e recarsi al Maffioletti, un ragazzo più grande della sua età con la testa sulle spalle, sempre gentile e disponibile. Questo era Simone. Lavoratore è tutto, era un ragazzo dolcissimo, lavoratore, aveva tanti amici che le vogliono pure bene. Per forza devono ricordarlo. E lei vedrà quanti ragazzi c'è. Mi dispiace, non posso più parlare. Le parole anche di uno dei testimoni dell'incidente, un giovanissimo. Ero dietro il banco del bar dei miei genitori quando ho visto passare una moto con la coda dell'occhio e dopo una frazione di secondo appunto ho sentito questo boato, questo botto. Subito non sono andato a pensare al male, perché ovviamente non si pensa mai al male, e invece però quando siamo usciti abbiamo visto la macchina, la moto distrutta e siamo subito accorsi lì, insomma. È stata una mattinata di mobilitazione in via Vicenza, Vedelago, a pochi metri dal confine con Castelfranco Veneto. Thomas Cecchetto, studente di ingegneria, poco più che ventenne, figlio dei titolari del locale a ridosso della Castellana, non ha esitato un attimo a intervenire. Appena sono uscito ho visto un piccolo principio di incendio e infatti i signori che erano lì, i ragazzi che erano lì, mi hanno urlato estintor, e allora sono subito accorso dentro a prendere l'estintore e l'ho portato subito a fianco alla moto lì. Dopo il fuoco si è spento subito, da solo, quindi non ce n'è più stato bisogno. Sull'asfalto c'è la vittima, il 18enne Simone Caico, nell'auto la 41enne che abita a poche decine di metri. Dopo il primo intervento di Thomas e di alcuni automobilisti arrivano i soccorsi, i titolari del locale, il bar, ristorante, le V mettono a disposizione della polizia locale i frame della videosorveglianza, gli occhi elettronici sono puntati in strada e hanno ripreso buona parte della tragedia. E se da un lato c'è un'indagine, dall'altro c'è il dolore di una comunità e di una generazione. Simone aveva vestito anche la maglia della rugby paese. Sono appunto amici di famiglia, miei compaesani, quindi oggi è un giorno particolarmente triste e andremo col sindaco a portare le nostre condoglianze e la vicinanza appunto di tutta la comunità di Vedelago per quello che potrà servire.
rimane la tragedia. Simone Caico è la terza giovane vittima in moto in poco meno di una settimana nella Marca trevigiana, dopo Samuele Lazzari a Casale e Andrea Bedon a Falzè. Ma in Castellana il ricordo è andato subito a Kevin Gentilin, il quindicenne morto a fine ottobre mentre in sella il proprio scooter andava a scuola a Castelfranco. È un giorno duro. Lo diceva, lo ricordava Christian Arboit, la terza vittima in moto, diventano 4 con, e lo abbiamo ricordato prima, con incidente invece in auto di Luca Gazzola, morto nella notte a Maser. C'è un aggiornamento di cronaca, lo vediamo dal giornale di Vicenza, il sito del giornale di Vicenza, ad Asiago. Aereo da turismo fallisce l'atterraggio, feriti 4 occupanti, grave il pilota. È successo questa mattina nella zona di San Domenico ad Asiago, 4 persone, precipitato per cause ancora in fase da chiarire, feriti 3 dei passeggeri, appunto il pilota secondo le prime informazioni è grave, vi daremo ulteriori aggiornamenti. C'è anche un aggiornamento invece sulla cronaca, l'abbiamo raccontato ieri e fra poco lo vediamo, del barista che di Mestre accoltellato perché cercava di sedare una rissa. Ebbene, l'aggressore si è costituito in queste ore. È uno straniero di 32 anni denunciato per lesioni personali gravi, è stato la stessa persona a recarsi dai carabinieri per costituirsi per l'aggressione appunto che aveva perpetrato ai danni del titolare del bar perforandogli un polmone. Dunque si è costituito e quindi viene denunciato per lesioni gravi un 32enne straniero. Noi ieri con Anna Maria Parisi abbiamo sentito la sorella del ferito, sentite. Dopo essere intervenuto per sedare la rissa scoppiata alle 3 del mattino tra 2 opposti gruppi di nordafricani, tutti tunisini, fuori dalla sua attività, all'angolo tra le vie Querini e Dante a Mestre, è ricoverato all'Angelo con un polmone perforato Cosimo Alis Carrieri, 31 anni, titolare insieme alla sorella Viviana de Ai Folli, locale della città, l'unico, aperto dalle 18 fino alle 6 del mattino. E lei, la sorella, presente al fatto, a raccontarci le condizioni di salute del fratello. Ha un polmone bucato e hanno parlato di uno pneumotorace e adesso è attaccato a una macchina che deve espandere il polmone ed eliminare l'aria in eccesso. L'accaduto. Mio fratello aveva finito il turno ed era fuori nel nostro plateatico che stava chiacchierando con dei clienti. E erano tipo le 3 del mattino. Quindi durante un compleanno l'inaspettata rissa prima e poi l'aggressione con coltello. Erano un gruppetto di 6-7 uomini, diciamo ragazzi sulla trentina, che stavano festeggiando il compleanno di uno di loro e questo è arrivato, ha riconosciuto uno dei ragazzi e gli si è buttato addosso, proprio di cattiveria. E questo qua, diciamo, per liberarsi da questi ragazzi che lo trattenevano, è riuscito a infilare una mano in tasca al giubbino che aveva, ha tirato fuori una lama. L'aggressore, oltre a Cosimo, ferisce altre 2 persone. La rissa è scoppiata per una ritorsione personale. L'aggressore con il suo gruppetto venivano già da un'altra rissa in centro e che il ragazzo, quello che avevano aggredito, si era messo in mezzo e gli aveva spruzzato addosso lo spray al peperoncino e poi se n'erano andati. Quindi probabilmente quello là lo andava cercando per questa storia qua, hai capito? Con l'arrivo dei carabinieri il fuggi generale, ma l'aggressore sarebbe volto nota agli inquirenti che ora starebbero stringendo il cerchio attorno alle sue conoscenze. Non fanno parte della nostra clientela, dice Viviana, già pronta a riaprire il locale. Il quartiere ci ringrazia, guarda, per l'attività di vigilanza involontaria, se così si può dire, che svolgiamo. E come dicevamo, si è costituito il 32enne straniero che ha aggredito il contitolare del bar, quindi per lui è scattata intanto una denuncia per lesioni gravi, ma nel frattempo ci sono residenti e commercianti preoccupati per la sicurezza, ma anche inevitabilmente per il deprezzamento immobiliare della zona. Il messaggio che passa, dicono, è che Mestre sia più pericolosa di Milano e via Querini ormai è come via Piave. Qui sul luogo dell'accoltellamento i residenti chiedono di essere tutelati e non vogliono apparire davanti alla telecamera. Purtroppo la prevedevamo.
E mi dispiace per il gestore, perché assolutamente non auguro nulla di simile a nessuno, però non è una cosa... Con questi orari era ovviamente una cosa possibile. Lei invece è Gulnaz, di origine turca, a pochi passi dall'aggressione, insieme ad un'amica, gestisce sempre qui in via Querini a Mestre un nuovo locale che racconta i sapori della sua terra, ma lei chiude quando gli altri aprono. Questa zona è un po' casinata, ci sono tanta gente ubriaca, questo quello, per quello chiudiamo alle 5 di pomeriggio, tardi. E poi non torno più qua, cioè per esempio non vengo qua. Questo imprenditore invece non riesce a vendere la sua attività per la nomea che Mestre si è creata e se la prende anche con noi dalla stampa. Clienti che dovevano comprare il mio negozio da Roma, quando hanno sentito sti cazzate che dite voi, che poi è anche realtà, però hanno rifiutato. Praticamente è una zona che non vale più, sta perdendo metà del loro valore. Non è una zona molto sicura perché siamo vicini alla stazione, sappiamo tutti che lo spaccio c'è e che ci sono tante problematiche. Io ho rinunciato a uscire la sera. Qual è la percezione da fuori da città? Fuori è che Mestre sia peggio di Milano. E non è solo una situazione che riguarda Mestre, ma anche Padova, dove da tempo si parla di esercenti alle prese con la questione sicurezza. Mi piace sottolineare come la sicurezza passi attraverso la prevenzione e i primi che su un territorio fanno prevenzione e quindi garantiscono la sicurezza sono proprio le comunità, le persone, le categorie, gli esercenti che con il loro quotidiano agire improntato appunto a che cosa? Alla legalità e quindi al rispetto delle regole rappresentano quell'argine, quel frangiflutto che dà le basi della sicurezza per evitare anche derive pericolose. Lo sottolinea il questore di Padova, la sicurezza è tale per il territorio solo se è partecipata con la realtà che lo vivono. Commercianti ed esercenti quindi sono vere e proprie sentinelle della legalità, come ha ribadito anche il presidente Ascom, Patrizio Bertin. Creare legalità, ognuno che non rispetta le regole e che non crea legalità è un nostro nemico, perché prima di tutto ci fa concorrenza, ma soprattutto anche perché questo non è il modo di fare impresa e noi siamo sempre comunque attenti e ringrazio le forze dell'ordine per aver partecipato a questo convegno, perché penso che questo rapporto di sinergia tra forze dell'ordine e imprese sia fondamentale per costruire una società più seria e più rispettosa delle regole. Se ne è parlato nella sede dell'Ascom di Padova in un incontro che metteva a confronto gli agenti che garantiscono sicurezza per i cittadini e le attività. La sicurezza ha diverse declinazioni, sicurezza come controllo del territorio, ma sicurezza sanitaria, sicurezza ambientale, sicurezza alimentare. L'Arma dei Carabinieri con i reparti speciali, in particolare col NAS, con norme Carabinieri tutela norme agroalimentari e soprattutto con il nucleo operativo ecologico, con i Carabinieri forestali, su questi settori svolge un'attenta opera di monitoraggio, di prevenzione e anche di intervento sotto profilo investigativo. Il tema si declina sul territorio con collaborazioni interforze e soprattutto con la partecipazione dei cittadini. La situazione complessiva dell'ordine e della sicurezza pubblica a Padova non desta particolari preoccupazioni. Naturalmente l'azione delle forze dell'ordine è costante e continua e incontri come quello di oggi sono estremamente strategici ed importanti perché servono a rafforzare la sensibilità sulla sicurezza che deve essere integrata, deve essere partecipata e non è soltanto un rispetto delle regole ma è anche un atteggiamento culturale che deve cambiare, che riguarda naturalmente tutti. Sicurezza anche per i consumatori con interventi che garantiscono l'autenticità dei prodotti. La contraffazione segue, mi sento di dire, le mode del mercato, quindi la contraffazione è sicuramente più estesa dove si ha a che fare con prodotti che vengono venduti facilmente e che vogliono essere comprati dal consumatore, ovviamente. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta.
Di nuovo in diretta con Focus TG. Allora torniamo a parlare della questione emergenza casa. C'è una vicenda che da giorni crea polemiche a Treviso, la vicenda del 53enne morto nel garage dove viveva, ormai senza casa. Allora torniamo a parlare di questa vicenda perché i centri sociali questa mattina hanno da poco, credo, terminato una conferenza stampa davanti al Comune. Con il Comune la polemica è accesissima. Lina Paronetto, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo proprio davanti a Cassugana, come vedi, alla fine di una settimana comunque in cui il caso trevigiano è salito anche alle cronache nazionali, il collettivo Django. Qui ci sono due rappresentanti che ringrazio per la pazienza, Gaia Righetto e Ruggero Sorci, ma vedete che è numerosa la partecipazione a quella che è stata intesa come una conferenza stampa estremamente pacifica. Ci sono forze dell'ordine, ma non c'è stato nessun bisogno di intervento di nessun genere, proprio perché si è voluto semplicemente comunicare quella che è stata ritenuta una risposta collettiva a quello che è accaduto. Il proprietario Andrea Berta del famoso appartamento al centro di questo caso è qui presente, ma il collettivo ha voluto dare una risposta di gruppo. Sì, assolutamente, perché l'attacco è stato un attacco politico, è stato un attacco politico a Django, al collettivo camminante che da tanto tempo sulla questione abitativa scende in piazza, si sostiene gli individui, le persone, le famiglie che vivono questo problema e denuncia quelle che sono le condizioni che si vivono in questa città, in questa regione, in questo Stato, ma anche a livello europeo. E la risposta è collettiva, perché sappiamo bene che di quelli che hanno parlato, che stanno sugli scranni dentro a Cassugana, della situazione di Marco Magrini, non gli interessa nulla, come non gli interessa della maggior parte, anzi quasi la totalità delle persone che soffrono un problema abitativo in questa città. Quindi dal vostro punto di vista non c'è stata nessuna mancanza, voi avete contestato la parola sfratto e nessuna mancanza che ha portato alla tragedia che conosciamo. Sì, perché evidentemente chi parla non sa come funzionano le cose. Purtroppo le persone che vivono in condizioni di marginalità tante volte poi sono anche difficili da agganciare. Noi Marco ci abbiamo provato ad agganciarlo, però purtroppo è sparito, per cui no, non c'è stato uno sfratto e quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo evidenziato per l'ennesima volta, perché Marco ha provato a rivolgersi ai servizi tantissime volte, la cosa sì che era stata segnalata, ma per l'ennesima volta abbiamo visto un'inazione totale. Ecco, Ruggero Sorci, adesso avete intenzione di mettere a disposizione quell'appartamento proprio dei bisognosi? Questa intenzione qui c'era già anche prima di che appunto succedesse questa tragedia. Ovviamente l'intenzione era quella comunque di rimettere a posto l'appartamento e di poterlo poi destinare alle associazioni del territorio che svolgono già progetti sociali e che appunto già si mettono nelle condizioni di dare una mano alle persone bisognose. Per quanto riguarda l'esposto annunciato da Conte? Guarda, noi rispetto all'esposto è una cosa vergognosa che un amministratore decida di fare un esposto nei confronti di un privato per una situazione del genere. Noi quereleremo tutte le persone che hanno preso parola scrivendo falsità sui giornali rispetto alla situazione e chissà che con i soldi che otterremo con le querele riusciremo veramente a dare una mano alle persone che hanno bisogno e in questo modo anche le persone che hanno preso parola finalmente potranno rendersi utili. Ecco, voi avete parlato di tritacarne mediatico. Certamente, perché quello a cui stiamo assistendo è, come diceva prima Gaia, di fatto un tritacarne mediatico, un tentativo di sbattere il mostro in prima pagina. Questa cosa qui è resa ancora più vergognosa dal fatto che chi lo sta facendo sono però persone che basano la propria vita e la propria attività solo sulle parole. Noi ci basiamo sui fatti, sulla realtà, sulla nostra presenza quotidiana laddove c'è bisogno, laddove c'è dello sfruttamento, laddove ci sono delle persone in difficoltà. E questa cosa qui continueremo a farla ieri, continuiamo a farla oggi e continueremo a farla anche domani. Questa è la posizione, Nicola Sentivi, del collettivo Django. Sentiremo se dall'amministrazione arriverà una replica alle loro prese di posizione. Ha sentito anche la volontà di querelare. Per il momento con Michele Zanette da Cassugana è tutto, ti restituiamo la linea. Grazie a Lina Paronetto. Noi andiamo a Padova, torniamo alla cronaca con il questore che ha allontanato da Ponte San Nicolò con un foglio di via un giovane trapper, 21enne.
Foglio di via obbligatorio dal comune di Ponte San Nicolò per un trapper padovano, una categoria che indica quelle persone che seguono la musica rap, a volte con comportamenti trasgressivi e provocatori. Ebbene, in questo caso il questore di Padova, Marco Dorisio, ha firmato il divieto per un 21enne italiano, originario di Monselice, di tornare nel comune di Ponte San Nicolò per 4 anni. Secondo la questura, il giovane, comportandosi in modo illecito, può mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità della collettività. Tutto inizia a settembre, quando i carabinieri vengono chiamati perché un cane di grossa taglia girava libero nella zona della parrocchia di Roncaglia. Preso in custodia l'animale, i militari avevano chiesto i documenti al proprietario, che però si era rifiutato con un comportamento maleducato e oltraggioso nei confronti dei carabinieri. Un comportamento proseguito a lungo anche con il supporto di alcuni amici chiamati in soccorso dal 21enne, che si era rifiutato di seguire i carabinieri in caserma. Era emerso così che il giovane era già noto alle forze dell'ordine e destinatario di vari provvedimenti, con il divieto di fare ritorno nei comuni di Padova, Venezia e Vicenza. E ora nuova denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e il questore Odorisio ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con il divieto di tornare a Ponte San Nicolò per 4 anni. A proposito di trapper, cioè i musicisti che fanno musica trap, come sapete in queste settimane, l'ultima è la cancellazione del concerto di Simba Larue, c'è stata una mobilitazione a Castelfranco per cancellare, per annullare l'esibizione di 2 trapper negli ultimi tempi, Nicky Savage e l'ultimo Simba Larue. Una mobilitazione da parte di più politici, fra i quali l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, che da ultima si era scagliata contro i testi sessisti e violenti, giudicati sessisti e violenti del trapper Simba Larue, portando poi all'annullamento del concerto. Ebbene, è arrivata per questo, sono arrivate forti, gravi minacce social all'assessore. Io l'ho trovato di una violenza anche proprio culturale che non può essere taciuta. Spero che bruci, devi fare la fine degli ebrei negli anni 40. Una frase da far gelare il sangue, pronunciata evidentemente da uno dei tanti fan di Simba Larue contro Elena Donazzan, la notizia dell'annullamento del concerto del trapper previsto per il 29 dicembre a Castelfranco Veneto. Una voce, quella di Donazzan, oggi vicepresidente della Commissione Industria all'Eurocamera e membro sostituto della delegazione per le relazioni con Israele, che si era unita a quella di altri esponenti politici in un territorio non disposto ad ospitare la musica trapper, intrisa di messaggi di odio e di violenza. Un insieme infinito di richieste di violenza. Allora non possiamo poi stupirci che questa violenza qualcuno la metta in campo. E il fatto che facendo appello a che questi concerti non venissero poi svolti, qualcuno ha risposto con responsabilità. Io ringrazio anche gli organizzatori che probabilmente non avevano letto i testi fino in fondo, perché chiunque legga un testo del genere, dal genitore al politico, a chi deve organizzare un evento, forse si chiede: ma se fosse mio figlio? Concerto annullato, come pochi giorni prima quello del collega Nicky Savage nella sua Bassano. La decisione dei gestori dei locali, ma è Donazzan ad essere presa di mira. Non mi voglio mai abituare al fatto che qualcuno possa insultare o minacciarmi di morte, e quindi l'indignazione è forte, non certo paura. Io poi non ho capito e l'ho trovato un rigurgito di antisemitismo violento che so che esiste, so che c'è. Immediata la solidarietà da parte di molti cittadini ed esponenti politici, meno forte il sostegno da parte dei colleghi dell'opposizione. Ho appena risposto a un messaggino di un amico di sinistra, che è stato anche un esponente della sinistra a livello così regionale di Venezia, è stato l'unico fino ad ora da quella parte. Mi spiace un po'. La cronaca ci porta a parlare di nuovo alle aggressioni ai sanitari, in questo caso ai mezzi dei sanitari. Un ubriaco che devasta l'ambulanza del SUEM che era intervenuta proprio per lui, poi addirittura in pronto soccorso crea il caos minacciando di sparare a un presunto rivale. La polizia poi gli trova in casa, pensate, oltre 200 proiettili.
Era stato notato in strada a San Pelaio in evidente stato di alterazione. Sul posto è arrivata in poco tempo un'ambulanza del SUEM 118. L'uomo, un 54enne, da subito aggressivo con i sanitari, ha iniziato a colpire con pugni le apparecchiature presenti all'interno dell'ambulanza. È stato necessario l'arrivo di una volante della polizia. L'uomo ubriaco è stato bloccato e portato all'ospedale di Treviso, ma una volta in pronto soccorso ha iniziato a dare in escandescenze, minacciando di sparare ad un suo conoscente con il quale aveva avuto problemi economici e sentimentali. Vista la natura delle minacce e i precedenti specifici per reati contro la persona, è scattata la perquisizione nell'abitazione del 54enne. In casa sono state trovate nascoste all'interno di una cassaforte ben 197 cartucce calibro 22, proiettili che l'uomo deteneva nonostante nel 2018 fosse destinatario di un provvedimento del prefetto che gli vietava la detenzione di armi e munizioni. Il 54enne è stato deferito all'autorità giudiziaria. Il fenomeno delle aggressioni al personale sia in ambulanza che in ospedale è in aumento, creando timori tra i sanitari. Telecamere nelle varie sedi e ancora un pulsante per allertare le forze dell'ordine in caso di pericolo sono alcune delle misure adottate dall'URSS 2. E poi già nei giubbotti chiaramente dei colleghi del SUEM vorremmo mettere una micro telecamera che serve anche quando si esce per vedere il paziente, ma comunque anche per filmare eventuali possibili episodi di aggressione. Sul tavolo anche altre tecnologie di cui dotare gli operatori, come un braccialetto da attivare di fronte a minacce o aggressioni. La Regione Veneto sta ragionando anche su questo, tanto che stiamo appunto attendendo a questo punto un ragionamento complessivo che si fa a livello regionale. Adesso cambiamo argomento, lasciamo la cronaca, ma torniamo a Padova per parlare del rientro in Italia con la loro bimba di Fabio e Gaetano, i due papà, la coppia di papà bloccata, che era rimasta bloccata per 40 giorni in Argentina nel paese sudamericano, dove peraltro sono ancora indagati, erano ricorsi alla gestazione, alla cosiddetta gestazione per altri. Ci sono tanti come loro bloccati ancora in Argentina. I due sono i primi al mondo a rientrare nel loro paese d'origine. Grazie al lavoro importantissimo fatto dall'avvocato Paniz, dal consolato italiano di Buenos Aires, dall'ambasciatore e anche dagli avvocati locali in Argentina, noi siamo stati il primo caso effettivamente, perché tutti i casi di gestazione per altri in Argentina sono al momento in corso di indagine e di fatto noi siamo stati i primi, grazie al lavoro delle persone appena citate, a poter tornare in Italia. La fine di un incubo per Fabio e Gaetano, la coppia di papà padovani rientrati in Italia giovedì dopo aver trascorso 40 giorni in Argentina, tentando di tornare a casa con la figlia, nata grazie alla gestazione altruistica per altri. A seguirli l'avvocato Maurizio Paniz, che così racconta il lungo e travagliato iter con un esito tutt'altro che scontato. Era un obiettivo molto difficile perché l'indagine in Argentina è molto complessa, è un'indagine che investe moltissime persone con tutta una serie di problematiche anche molto delicate dal punto di vista penale, però quando si presentano le cose in maniera pulita, trasparente e con argomentazioni si ha molte più possibilità di ottenere il risultato positivo. Fabio e Gaetano, due persone per bene, medico e infermiere, coppia dal 2014, maturato il desiderio di genitorialità, hanno scelto il paese sudamericano dove si sono affidati a un intermediario finito al centro di una delicata indagine penale su traffico di minori e sfruttamento di donne deboli a cui loro sono risultati totalmente estranei. Abbiamo scelto l'Argentina perché in Argentina la situazione è comunque regolamentata, ma non c'è una legge e con questa donna avremo sempre un rapporto di amicizia, l'abbiamo sentita anche oggi. Il rischio concreto a un certo punto è stato che la bambina finisse in un orfanotrofio e invece con un percorso legale e trasparente è potuta arrivare in Italia. È un unicum non solo dal punto di vista del provvedimento del giudice che ha concesso questo tanto, ma per l'Argentina è un unicum anche da molti altri punti di vista, perché l'Argentina è una disciplina per la quale
il riconoscimento delle coppie omosessuali e conseguentemente il diritto del minore ad essere preferito nell'assistenza da due genitori dello stesso sesso rispetto alla permanenza in orfanatrofio non è proprio così scontato. Fabio e Gaetano vivono in un paese della cintura di Padova e adesso inizierà per loro l'iter dell'iscrizione all'anagrafe della piccola. Per ora si godono la felicità di un momento fino a pochi giorni fa impensabile. 40 giorni che sono stati un incubo, la cosa che vi è mancata di più è stata proprio la famiglia. È stata la famiglia, sì, nostra madre e tutti i nostri parenti, Mara, la sorella di Fabio che ci ha supportato e chiamato insieme spessissimo all'avvocato Paniz, e ci sono mancati tutti. Adesso un altro breve istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in studio in diretta, siamo quasi alla fine del Focus TG, c'è il tempo di parlare della giornata di domani, l'Immacolata, l'8 dicembre, è il giorno in cui tradizionalmente ci si dedica all'albero di Natale e al presepe. Allora sentiamo i bassanesi con Vanessa Banzato. 8 dicembre è una giornata, al di là della festività religiosa, dedicata alla realizzazione dell'albero di Natale, al presepe, soprattutto all'addobbo delle case in occasione di queste festività natalizie. Allora abbiamo chiesto proprio alle persone se hanno già addobbato le case, fatto gli alberi di Natale e i presepi, oppure se aspettano proprio questa data dell'8 dicembre. Indubbiamente l'8 dicembre rimane un po' un punto di riferimento per decidere di addobbare le case e tutto il resto, insomma. Già fatto tutto, ci ha pensato la signora, bravissima come sempre. Quando? 2 settimane fa. Fatto tutto. Quando abbiamo tempo noi ci diamo dentro. C'è Natale, ormai faccio sempre. Quindi ne approfitta per fare un po' in anticipo? Sì, per godermi tutto il tempo di Natale. Che emozione si prova ad addobbare la propria casa per il Natale? È tanto una bella atmosfera, anche per i ragazzi, per i nipoti soprattutto. Sì, lo stesso, creare un po' di sogno in questo momento difficile. Albero o presepe o entrambi? Entrambi, sempre, sì sì. E cosa si prova ad addobbare la casa in occasione del Natale? È bellissimo, è una sensazione bellissima da fare con la famiglia e sì, vale la pena. Sicuramente l'atmosfera del Natale ti dà sempre quella bella sensazione, no? I ricordi da bambino ovviamente, poi il Natale è la festa per antonomasia della famiglia, si sta tutti insieme e si passa il Natale tutti insieme. Che emozione fa vedere la casa addobbata? Senso di pace, di tranquillità. Ha tutto preparato già? Tutto. Quindi non ha aspettato l'8 dicembre? No, già dal primo. Noi l'abbiamo già fatto, l'ha fatto ieri. Ci siamo anticipati al Natale, insomma. Fatto? Albero e presepio. Ma è sempre bello avere la casa addobbata? Certo. Quest'anno abbiamo fatto tutto bianco. Ho fatto tutto perché i nipoti quando vengono in casa, se non c'è l'albero di Natale e i regali sotto l'albero, dicono no, quest'anno cosa facciamo? Ci stiamo preparando. Allora mio marito è già partito per il bosco a prendere il muschio, pomeriggio i ragazzi prepareranno il presepe e domani faremo l'albero come di tradizione sicuramente. A casa mia il Natale si sente. Anche la musica di sottofondo dà questa atmosfera molto importante. La sentiamo in sottofondo, molto bella. Questo pomeriggio a Roma, la cerimonia di investitura dei nuovi cardinali scelti da Papa Francesco, c'è anche un bassanese. Sono 21 i cardinali che riceveranno la berretta rossa da Papa Francesco nella vigilia della festa dell'Immacolata. Solo 4 di questi sono italiani, uno di loro è bassanese. Si tratta di padre Fabio Baggio, scalabriniano e attuale sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.
Nato a Bassano nel 1965, è entrato all'età di 11 anni nel seminario minore della Congregazione dei Missionari di San Carlo a Bassano, dove ha studiato fino al diploma liceale. Dopo la professione perpetua e il sacerdozio si è specializzato in storia contemporanea. Ha svolto la sua attività missionaria nel carisma degli scalabriniani in Cile, Argentina e Filippine. È noto nel mondo cattolico anche come compositore musicale di brani sacri e liturgici. Nella Curia romana si è occupato della sezione migranti e rifugiati. Padre Fabio Baggio entra così nel collegio cardinalizio come elettore ed eleggibile nel caso di un conclave. Il prossimo 11 gennaio tornerà nella sua Bassano per l'ordinazione episcopale. Nella celebrazione romana in cui Papa Francesco gli imporrà la berretta cardinalizia sarà presente anche una delegazione della città guidata dal sindaco Nicola Finco. In chiusura, solo per ricordarvi questa notizia di cronaca che abbiamo dato durante il telegiornale, cioè l'aereo da turismo che tecnicamente non è precipitato ma ha fatto un atterraggio duro in emergenza, feriti 4 occupanti, grave il pilota, zona San Domenico ad Asiago. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.